Ben ritrovati nuovamente in studio, in diretta, torniamo a parlare di sbalzi d'umore, quindi come affrontare al meglio la primavera con energia e buon umore. Abbiamo subito una telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Buonasera. Buongiorno, con chi parliamo? Buongiorno. Allora, parla un papà che non vorrei fare il nome, non fa No. conoscere il figlio poi. Non si preoccupi, prego, ci dica pure. Allora, volevo sapere se ci sono degli professionisti o quant'altro nelle scuole che aiutano un po', ma non la scuola proprio come la scuola singola, ma in generale, diciamo, che aiutano questi figli che semmai sono isolati o hanno avuto problemi col Down, col Covid o altro, magari anche perché magari sono in classe messi da parte, se ci sono dei professionisti, se c'è qualcuno dove un genitore può appoggiarsi. Solo questo. Grazie per il suo spunto, Prego. anche questo ottimo, no? Perché sono situazioni che soprattutto nelle classi si verificano, no? Assolutamente sì, è previsto penso in tutti i livelli scolastici, addirittura so esserci anche dei professori, adesso non ricordo il nome specifico, ma che hanno una formazione proprio per riuscire a individuare eventualmente i casi di bambini, adolescenti o ragazzi in difficoltà, e alcune scuole hanno anche proprio il servizio di psicologia scolastica e di individuazione di situazioni di fragilità che insomma vedo che funzionano E in poi lei rete. stesso, dottore, si occupa anche dell'età evolutiva, no? Mi occupo quindi... dell'età evolutiva, sì, anzi è un'ottima cosa il fatto che ci sia una collega che si occupa proprio in loco nelle scuole di questo, che hanno degli orari, hanno degli sportelli, sono molto ben organizzati, in modo che ci si parla poi direttamente anche tra colleghi, oltre al confronto con gli insegnanti. Però sì, questa è una cosa che esiste e vedo che funziona. Insomma. Certo, ed è un servizio importante. Tornando appunto alla primavera, ai cambi di stagione, ci dà qualche consiglio, insomma, per poter reagire al meglio? Che cosa possiamo, insomma, fare per mantenerci energici e con il buon umore? Allora, sicuramente partiamo insomma, dalle persone che stanno bene, semplicemente quello di sfruttare la stagionalità per fare le attività che magari possono essere utili, quindi movimento fisico sul quale molto si punta come forma di prevenzione e come qualità di vita. Le persone più fragili, provare ad entrare in contatto con gli altri è un piccolo sforzo, ma può fare molto la differenza. Provare sicuramente a stare un po' di più alla, chiamiamola così, luce del sole, non solo per l'assorbimento della vitamina D, le indicazioni sono di mezz'ora al giorno, ma anche proprio perché questo implica che siamo in una rete, quindi prima o poi salutiamo qualcuno per strada, incontriamo qualcuno che conosciamo, oppure abbiamo la possibilità di creare una rete di supporto, di relazioni, questo è importante. Poi insomma, se qualcuno vuole anche affrontare il cambio stagione con l'integrazione, oppure diciamo questo anche in casi più gravi, proprio rivolgersi agli specialisti, è meglio sempre farlo prima, sapendo che magari una persona ha già acquisito l'elemento che gli dice che in quel cambio stagione può andare in difficoltà, e quindi la prevenzione è sempre, ha sempre uno scalino qualitativo maggiore, perché si può agire prima. Il primo passo è anche quello, insomma, di prendere coscienza che si sta vivendo, insomma, questa condizione e accettare anche i sentimenti un po' negativi, no? E affrontarli. Attenzione che l'essere umano non è stabile come una linea retta, l'essere umano ha una sua fluttuazione e questo è normale. Quando la fluttuazione ha picchi troppo alti o troppo frequenti, allora lì cominciamo ad avere un malessere. Certo, si sente sempre parlare di, insomma, tecniche di respirazione, possono anche queste essere utili per aiutarci un po' nei momenti un po' più di ansia e di stress in cui ci sentiamo sotto pressione? Certamente sì, tecniche di respirazione, ne esistono moltissimi tipi, vengono proposte dalle scuole di yoga piuttosto che da anche colleghi, quindi sono tutte valide perché sono un elemento, sono una soluzione che io posso attuare subito, la posso imparare in modo autonomo e quindi è sempre spendibile in un modo semplice, quindi perché no? Anche
non lo so, tenere un diario di quelle che sono le sensazioni che proviamo e quindi mettere nero su bianco il nostro stato d'animo può essere utile poi non so, a calibrarci, a prenderne, insomma, a prendere un po' le misure con come dobbiamo comportarci. Questa è una cosa molto interessante che lei dice e anche molto utile, che troppo spesso non si fa. Un semplice diario aiuta semplicemente a vedere poi in modo generale quello che è l'andamento di noi stessi, no? E quindi ci dà sempre poi delle informazioni di ritorno e ci dice qualcosa in più, che altrimenti ci sfugge nel vivere la quotidianità. Quindi anche questo, perché no, potrebbe essere un escamotage. Certo. Ma dottore, perché facciamo sempre tanta fatica a chiedere aiuto alle persone, a parlarne? Abbiamo sentito anche prima il telespettatore che ci diceva non ne parlo con gli amici perché mi sento sciocco, mi sento stupido, mi vergogno. Perché abbiamo sempre questo scoglio, questa difficoltà nell'ammettere di aver bisogno di una persona, insomma, di avere la necessità di parlarne quantomeno? Perché vogliamo apparire forti, perché pensiamo che dichiarare una propria fragilità sia come prestare fianco a chissà che attacco mortale. Perché abbiamo il timore di dichiarare che non siamo esseri perfettamente autonomi, ma che tendiamo a funzionare bene in rete. E quindi questo è un punto sul quale a volte la comunicazione, ciò che vediamo nei giornali, le pubblicità, promuovono, ma è una sorta di falso mito. La storia ci ha insegnato che attraversiamo periodi in cui c'è più solidarietà tra le persone e periodi in cui ce n'è meno, perché siamo come dei piccoli narcisi, ciascuno che vuole apparire perfetto. Invece è importante il poter chiedere aiuto ed è dimostrato scientificamente che chiedono aiuto più facilmente le persone che hanno avuto una base più solida nella vita. Forse dobbiamo anche un po' di più lavorare su noi stessi, sulla possibilità di accettare un fallimento, insomma, o comunque la necessità di tirare le somme e capire che cosa possiamo migliorare. Assolutamente sì, accettare il fallimento significa accettare semplicemente anche parte della nostra natura e la capacità di andare avanti. Un fallimento non vuol dire che la persona è fallita, il fallimento è lì, può essere qualcosa che abbiamo pensato, ma non siamo noi falliti del tutto, no? Che questa cosa spesso viene confusa. È un concetto che facciamo fatica a passare anche ai più piccoli? Cioè, non vogliamo. Da questo punto di vista, insomma, dovremmo fare qualche riflessione? Non vogliamo, invece io consiglio sempre alle mamme e ai papà di far sbagliare i propri piccoli, farli provare, ovviamente senza grossi rischi, e di accompagnarli all'accettare il fallimento, perché quel piccolo lì diventerà più ingegnoso nella vita, sarà più capace di far fronte agli ostacoli. Chiudiamo con un'altra domanda interessante, perché tocca un tema appunto che non abbiamo mai toccato ed è anche, insomma, delicato, e ci è arrivata proprio da un telespettatore o da una telespettatrice che ci dice: credo di essere bipolare, come si può fare per capirlo? Spieghiamo intanto brevemente, insomma, che cos'è il bipolarismo, che tipo di disturbo è. Il bipolarismo è una classe diagnostica che indica quando ci sono aspetti depressivi che si intervallano a momenti di ipomaniacalità, e quindi momenti in cui siamo troppo euforici e rischiamo di commettere qualcosa di scellerato, di poco utile per noi. Viene da una vecchia classe diagnostica che era il disturbo maniaco-depressivo, ora invece è stato chiamato così. Ve ne sono diversi tipi in cui si intervallano più aspetti depressivi o più ipomaniacali, ma diciamo è l'alternanza del troppo euforico o depresso e quindi fermo, immobile. È un disturbo che va diagnosticato ovviamente da un clinico, quindi medico o psicologo che sia, e che è bene trattare perché può mettere anche in seria difficoltà la persona. Quindi invitiamo questa persona a rivolgersi al proprio medico, al proprio psicologo che sia, o fare comunque un consulto specialistico se lui si è riconosciuto magari in qualche descrizione. Ad oggi tutti vanno a consultare il dottor Google, giustamente. Se si è riconosciuto in qualcosa forse è il caso di agire e può trovare sicuramente un grande benessere, una qualità di vita diversa se lo tratta.
Con che messaggio chiudiamo la puntata di oggi? Ma viste le ultime cose che abbiamo detto, io direi accettare un po' la nostra natura e cercare di vivere un po' nella socialità e provare ad aiutarsi anche un po'. Quando si vede una situazione di difficoltà in qualcuno, provare a tendere una mano, oppure se abbiamo noi la situazione di difficoltà, fare uno sforzo di chiedere aiuto. Quello farà una differenza perché devia il corso degli eventi verso una risoluzione piuttosto che proseguire verso la sofferenza. Anche perché ansia, stress e umore un po' ballerino, diciamo così, non devono essere visti soltanto negativamente, possono innescare anche dei processi positivi per noi stessi. Questo fa parte della nostra natura e delle nostre giornate. Quindi in parte accogliamo quando sono cose piccole che fluttuano tra il bene e il male, siamo noi. Grazie al dottor Michele Canil, neuropsicologo e psicoterapeuta. Grazie dottore di averci davvero spiegato insomma, questi argomenti, questi temi insomma, con chiarezza come sempre. Grazie a voi di averci seguito da casa, speriamo di avervi tenuto compagnia e di avervi insomma, raccontato anche qualche consiglio pratico e utile su come affrontare gli sbalzi d'umore. Grazie per averci seguito, arrivederci.